Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idee. Come ho promesso dal video quando ho fatto queste talee di kiwi, che è stato il 12 gennaio del 2021, poi potete trovare il video sul mio canale che troverete tutti gli aggiornamenti fino a quando la pianta va in riposo vegetativo, e oggi siamo il 27 di maggio del 2022, perciò sono trascorsi un anno, 4 mesi e 15 giorni esatti da quando ho fatto, diciamo, quando ho messo a dimora queste talee di kiwi. Come potete vedere, guardate, queste sono le talee che sono usciti quest'anno, che vi ho fatto vedere, vi farò vedere il risultato come ho promesso. Le talee di kiwi alcuni sono tutti secchi, sono morti come vi dicevo, perciò state vedendo questa. Poi questa la possiamo togliere perché ormai è secca. Quando io vi dicevo lasciate restare, che poi in primavera, quando saranno che cominciano a uscire i germogli, possiamo constatare che hanno attecchito veramente. E questa qua è la verità, state vedendo? Questi li ho fatti il 12 gennaio del 2021, perciò un anno, 4 mesi, proprio 15 giorni, che oggi siamo il 27 di maggio del 2022. Vi sto facendo vedere il risultato, la verità. E ora vi farò vedere che andrò a prelevare una pianta. Ora chiamiamola pianta perché già non è più una talea, una pianta di kiwi, che poi l'andrò a rinfasare in quel vaso, che poi gli altri li faccio dopo. Guardate, la verità, state vedendo, questa è secca, lo vedete? C'è stato un sacco, è cresciuto un sacco di erba, state vedendo? Questi sono tutti secchi, state vedendo la verità. Quando vi dico di aspettare, questa non lo so se è secca, vedete, questa qua, questa è secca anche, state vedendo che non ha fatto niente. Vi ho preso anche questa qua, state vedendo, quando vi dicevo lasciate restare, questa è secca. Beh, ora io le vado a togliere, state vedendo, questa è secca anche. State vedendo questa qua che ha buttato il germoglio di sotto, guardate, state vedendo questa qua. Quando vi dicevo lasciate restare, può darsi che butta il germoglio di sotto, quindi questo è secco e qua sotto c'è il germoglio vivo, state vedendo? Questo è secco anche. Insomma, hanno attecchito 1, 2, 3. Questa è secca. Questa è secca anche. Allora 1, 2 e 3 e 4 ne hanno attecchite, guardate, 1, 2, 3 e 4, queste che c'è qui sotto con il germoglio qui sotto. Va bene, allora questa è la verità che io vi ho promesso, che vi facevo vedere il risultato. State vedendo che ho avuto diversi commenti e ho detto quando sarà il momento che la pianta già è in stato di vegetazione già quasi completa, come potete vedere così, ora dipende, si sviluppa, vi farò vedere il risultato. E questo è il risultato. Ora vi farò vedere i trapianto e la verità, così vedete voi le radici che la verità è che sono attecchiti. Allora ora andiamo a prelevare questa talea, questa che è più cresciuta, diciamo. Queste già le possiamo togliere. Abbiamo aspettato che germogliasse bene. Ora andiamo a prelevare, a muovere un pochettino la terra piano piano senza rompere le radici. Questo lo togliamo sempre secco, questo anche, perché se vi dico ogni volta ne mettete di più, così avete più possibilità che molte talee attecchiscono. Guardate,
Ora questa qua in questo vaso che lo vado a mettere qua cresce di più rispetto a qua. Guardate che ci sono le radici, guardate la verità, state vedendo? E questa è una pianta femmina, sia del colore che è più scuro, diciamo, come io vi dicevo, che il maschio è più chiaro, e questa c'ha la peluria, diciamo, il maschio ce n'ha di meno peluria, è più grigio. Poi questi qua poi vediamo, però guardate la verità del video che ho fatto, e hanno fatto le radici. Vabbè, questo però lo spostiamo. Ora lo andrò a rinvasare in questo vasetto, un vaso da 22, così qui ha voglia di crescere la pianta, la possiamo lasciare anche per 2 anni. Poi quando sarà il momento che si è formato l'apparato radicale, la possiamo mettere direttamente a dimora dove noi vogliamo che cresce la pianta di kiwi. Ovviamente se è femmina poi dobbiamo comprare un maschio, vediamo, o se no fate io purtroppo ho fatto diverse tale, ma non sono state andate a buon fine, però questi qua non lo so se sono maschi o femmine, poi vediamo. Alziamo un pochettino così il terriccio, un pochettino così la pianta, pressiamo un pochettino il terriccio. Questo è il terriccio terra e compost del mio sempre 8, quello che faccio sempre, la semina o il trapianto, quello che sia, utilizzo sempre la terra del mio 8 e il compost già maturo. Va bene. Ora andiamo a buttare un pochettino di acqua e la mettiamo all'ombra, anche se oggi c'è il cielo un po' annuvolato, portava così, che in fine settimana dicono che deve piovere. In Alta Italia c'è stato brutto tempo, ci sono state anche delle grandine, ha fatto anche dei danni alle persone che hanno l'otto, ma speriamo che non cadono qua, perché le grandine, come voi sapete, fanno danno, ghiaccio. Speriamo di no, ma va bene. Allora ora un attimino che mi sposto così voi vedete e poi vi faccio i saluti. Va bene, allora questo è il risultato. Ne sono attecchiti solamente 1, 2, 3 e 4 piante di kiwi. L'ho lasciato stare tutto quest'anno, tutto l'anno che troverete i video. Poi alla fine del video vi metterò il link del video quando ho fatto le talee. E niente, ora questa la metto all'ombra così per 2-3 giorni, in modo che si riprende un pochettino, si rianima la pianta, che se ci va sole la floscia, non la può buttare giù. Invece la dobbiamo mettere all'ombra. Qualsiasi pianta che noi quando andiamo a trapiantare la dobbiamo mettere sempre all'ombra 2-3 giorni, il tempo che si riprende. Io avevo promesso nel video, quando ho fatto la messa a dimora delle Italie, che è stato mi sembra il 12 di gennaio del 2021, e ci sono trascorsi 1 anno, 4 mesi e 15 giorni, oggi siamo il 27 di maggio del 2022. E questo qua è il risultato. Vi ho fatto vedere tutto, vi ho fatto vedere il trapianto, ve l'ho fatto, io l'ho fatto ora per completare, per farvi vedere, per non passare un altro anno il trapianto. Però se voi la togliete piano piano la pianta senza rompere le radici, piano dobbiamo togliere tutte le radici con il panetto di terra. Subisce meno stress, diciamo, quando uno la va a tirare, perché si rompono le radici, specialmente quando le talee sono già, come si dice, sono tenere, no? Le radici sono tenere, quando le andate a togliere, per questo motivo io non l'ho tolto in autunno, perché ancora c'erano le radici che erano deboli, no? Piccolini, che si possono rompere. Invece così già sono cresciuti, la pianta è entrata di nuovo in vegetazione
e viene più facile a estirpare la pianta, ovviamente sempre con cautela, senza rompere le radici. Ho fatto vedere il trapianto, questo è il trapianto. Allora, io ho concluso il video, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, commentate. A più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni da Lottetea. Ciao, al prossimo video, ciao!